Estremamente preoccupante, l'indicazione che abbiamo da quest'anno è di una situazione ancora più grave rispetto all'anno scorso, medie più bassi che nello storico degli ultimi 30 anni rispetto a quello che sono le falde e le portate dei fiumi. Attendiamo la pioggia che speriamo aiuti in questo momento di estrema difficoltà. Più delle parole valgono le immagini che il nostro Federico Cibotto ci trasmette, perché questo è quello che si trova sui campi, polvere. Se noi tiriamo su, vedi questo cipollotto, le radici non sono umide, non hanno praticamente fango, dovrebbe esserci molto fango attaccato. La siccità che sta colpendo il territorio si profila come la peggiore degli ultimi 30 anni. La CIA, l'associazione di categoria degli agricoltori italiani, stima una perdita per il comparto agricolo nel solo Veneto per lo scorso anno di 1 miliardo di euro. Per il 2023 potrebbe essere addirittura peggiore. La necessità in questo momento è di creare invasi dove trattenere l'acqua. Per trattenere l'acqua la soluzione è quella degli invasi che devono essere fatti a monte e che poi permettano un rilascio nel momento di maggiore necessità. Per adesso si sta molto spingendo rispetto ai laghetti per singola azienda, è una soluzione che però si può permettere solo a aziende estremamente strutturate che comunque non risolve il problema complessivo della nostra agricoltura sul territorio. Bisogna però agire anche sul breve periodo, intensificando la pulizia dei canali per non sprecare nemmeno una goccia d'acqua. La manutenzione è fondamentale per tutto quello che riguarda la rete di canali, irrigui ma anche di scolo che abbiamo nei nostri territori. La manutenzione viene fatta sempre da parte dei consorzi ma anche dagli stessi agricoltori. È necessario ovviamente ripensare anche a questi canali come riserve diffuse di acqua, non solo per permettere all'acqua di defluire come è stato fatto fino adesso.